Vediamo chi è il primo. Ciao Briccolo, ciao S Diamond, bella Cartal. Ciao a tutti ragazzi. Come state? Come mi state? Va Briccolo, diciamo che va. Ciao Davide. Dai a Godin. Godin, aspettiamo l'ufficialità, Dovrebbe essere partito da Roma. Cioè, dovrebbe partire da Roma. O meglio, dovrebbe arrivare a Roma a fare le visite mediche a Villa Stewart, credo. Comunque l'ufficialità arriverà a giorni. 1-1, ma il Sassuolo ha fatto di più, ha fatto relativamente di più, perché anche il Sassuolo sì, ha tirato di più, ma non è che si è reso molto più pericoloso. Ciao Francesco, ciao Simone, addirittura. Eh sì, alla Samp è arrivato Keita. Secondo te quando arriva a Cagliari? A giorni dovrebbe arrivare. A giorni dovrebbe arrivare Godin. E Nainggolan incrociamo le dita. Non ci credo, ma ci spero, ecco, mettiamola così. Grazie Cartal, la maglietta verde è orribile. Tra l'altro, per chi non lo sapesse, si conosce il colore della terza maglia del Cagliari, che ancora non è stata presentata, sarà gialla. La terza maglia del Cagliari sarà gialla, quindi staremo a vedere. Vedi che c'è sta Marco. È un botto di tempo che non si sentimo. Ciao Marco. Ciao Giorgio, buonasera. Ciao Lori, sì, si parla anche del ninja. Staremo a vedere. Ripeto, non ci credo, ma ci spero. Francesco, Tripaldelli ha giocato, credo, nemmeno 10 minuti contro il Sassuolo. Quindi giudicarlo adesso e cominciare a dire che è scarso mi pare un po' esagerato. Ecco. Io sono cagliaritano, tifo Cagliari e Roma come seconda squadra. Cambia seconda squadra. Te conviene. Ciao Fabri, te lo dà il numero mio, ma pure così va bene, non ti preoccupare il numero. Ieri ho goduto per il Genoa, il Genoa si è rinforzato. Il Genoa si è rinforzato parecchio. Marin in chiaroscuro ieri, ho visto cose che mi piacevano, però da un giocatore come lui mi aspetto più cattiveria nei contrasti. A volte l'ho visto un po' troppo timido, specialmente su quegli aerei. Vabbè che non è altissimo, infatti nella conferenza stampa facevano ridere i confronti tra l'altezza di Carta e quella di Marin. Però da uno come lui mi aspetto un qualcosa di più per quanto riguarda il contenimento, cosa che non ho visto tantissimo contro il Sassuolo. Trivaldelli era titolare in Under 20 che è arrivato in semifinale ai mondiali l'anno scorso, se non sbaglio, sì. Ciao Alessandro, come ho scritto anche sotto il post di Solo Cagliari, con le grafiche non sbagli mai. Ti ringrazio, grazie Ale, è una passione. Mi devo consolare visto la merda della società che ho. Vabbè, Cartal. Io spero che ci avvenga un cambio societario, però investire su una squadra che attualmente milita in Serie C è difficile. Ce ne stanno poche di persone così coraggiose.
Se andiamo a vedere questi nuovi terzini, Marin da rivedere. Marin rinviato per adesso. Vicario rimane. Vicario si era parlato di un prestito al Pordenone, però per adesso rimane il secondo portiere e credo che rimanga così, perché dar via Vicario per andare a prendere un altro secondo portiere ha ben poco senso. Che ne pensi di Sottil? Sottil contro la Roma mi è piaciuto tantissimo. Contro il Sassuolo, anche lì mi è piaciuto, forse un po' troppo egoista, perché alcune volte magari ha tardato troppo per fare la giocata e dare il passaggio. Comunque l'impressione sostanzialmente su Sottil è buona, cioè quando lo si vede in campo capisco il motivo per cui la Fiorentina abbia messo il controriscatto. Stanno facendo uno stadio da 15.000 posti, manco da Serie A. Vabbè, lo stadio più scarso in Serie A ce l'abbiamo noi, ma il nostro è provvisorio, quindi alla fine 15.000 posti quasi tutti ce l'hanno. Non è una cosa così allucinante. Ma Maran con una difesa buona dove sarebbe arrivato, visto come ha giocato il Genoa ieri? Ma conta poco come ha giocato il Genoa ieri, cioè Cagliari e Genoa sono due squadre diverse, i giocatori sono diversi, i momenti sono diversi, è inutile paragonare o immaginare come sarebbe arrivato Maran se... Comunque Maran con noi all'inizio ha avuto quell'excursus da 13-14 risultati utili consecutivi e poi è crollato. Probabile che accadrà così anche a Genoa, come è probabile che magari va a vincere il campionato, per dite. Staremo a vedere. Ha vinto una partita contro una neopromossa che ha fatto degli acquisti insensati, tolto Cicarini e Rispoli, quindi non mi sembrerebbe nemmeno così giusto esaltare al massimo questa vittoria. Esploit, scusa Giorgio, non excursus. C'hai ragione. Vicario sarà nel mio cuore a vita. Lo so, specialmente le lacrime alla fine dei play-out. Raja per me torna al 70-80%. Fammi dare una grattata. Si è parlato di Asamoah, ma sinceramente a sinistra io mi terrei Lico Giannis e Tripaldelli. Non andrei a prendere un altro giocatore, va bene così. Sì, vabbè, l'idea che il Perugia voglia fare uno stadio da 16.000 posti fa pensare che comunque l'ambizione sia quella di tornare in Serie A, però non... Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ecco. Ligo tutta la vita. Diciamo che è in lenta ripresa, eh? È in lenta ripresa Lico Giannis rispetto agli scorsi anni. Faragò lasciamo perdere, lasciamo veramente molto perdere. Ciao Mattia, buona sigaretta, tra poco tocca pure a me tanto. Io come secondo portiere, vista la partenza di Rafael, prenderei Paleari del Cittadella. Se non mi sbaglio Paleari non sta più al Cittadella, eh? Mi pare che se n'è andato. Comunque è inutile andare a prendere un secondo portiere quando già ce l'hai, perché comunque se c'è Vicario perché devi andare a prendere Paleari? C'ha veramente poco senso. Scusate. A sinistra siamo meglio coperti che a destra. Dovendo prendere un terzino opterei tutta la vita per un destro, visto che c'è solo Zappa. Mm, poi Pinna e Faragotto, stavo a dire, c'è pure Pinna, su cui io sinceramente se ci dovessi puntare un euro, per esempio, su Pinna ce lo punterei, perché no? Faragò, vabbè, lasciamo proprio perdere. Sapete quando ufficializzano Godin? Godin dovrà svolgere prima le visite mediche. Dovrebbe essere oggi a Villa Stewart, credo, per fare le visite mediche, quindi
Si tratta di cose di giorni, insomma. Comunque, come dice Alessandro, dove è scritto gemellaggio con voi. I gemellaggi non dipendono da noi youtuber, quindi non... Magari perché no. Ciao Miro, è un piacere seguirti, un grosso saluto dalla Danimarca. Un bacione Daniele, grazie mille. Ma Godin a Villa Stewart. Sì, Godin sta a Villa Stewart. Scusate, ma manco Marin mi è piaciuto. Marin rimandato per adesso. Pisagane, che dice, io lo adoro umanamente, per carità, ma ha tantissimi limiti, ma lo abbiamo sempre saputo questo di Pisagane, cioè non è un giocatore che brilla per tecnica, per tatticismi e cose simili. È un giocatore che quando entra a campo ci mette tutto il cuore, però a volte questo non basta, parliamoci chiaro, e in molti casi si sono visti quelli che sono i suoi limiti. Molti per esempio se la so presi con lui per la punizione regalata al Sassuolo che poi ha portato il gol, però sinceramente con l'1-0 devi difendere e tutto, il Sassuolo che attacca, io non me la prenderei nemmeno più di tanto con Pisacane per quel fallo, perché secondo me ci può stare, magari sicuramente te la potevi giocare in qualsiasi altro modo, però da qui a dire Pisacane ci ha fatto perdere la partita, secondo me ce ne passa. Non stiamo a parlare di un errore tipo quello che ha fatto contro il Bologna, contro l'Hellas l'anno scorso. Questo è un errore che, cioè, è un fallo che si può decisamente capire, invece quello contro l'Hellas era una cappellata vera e propria. Quindi, ma Cherry non riusciamo a piazzarlo? A quanto pare no. A quanto pare no, mi piacerebbe. Lo stadio lo sta a fare Coccellino. Santo Padre sta a fare lo stadio Coccellino? Però pure Gragni ha piazzato male la barriera. Ma non credo. Non credo. Lì la barriera la devi mettere centrale. Non è che ci puoi fare tanto. Sì, è scivolato, ma io lo considero un errore. Io sinceramente quello lo considero una cappellata immane, che in Serie A non te puoi permettere. C'è poco da fare. Per un fallo non si può condannare un giocatore. Nessuno sapeva che avrebbero segnato di punizione. Meglio fare un fallo che un gol sicuro. Esatto, è quello che dico anch'io. È quello il fatto. Io penso che Mo accanisse contro Pisacane perché ha fatto quel fallo è troppo facile. Per te, Miro, è giusto che riaprano gli stati solo di Serie A? Assolutamente no. O riapri tutto o non riapri nulla, per come la vedo io. Ciao Ale! C'era a dimostrare di poter dire la sua in bis, a noi non si riesce a combinare niente, esatto. Esatto, magari anche con la stessa SPAL che è stato da loro fino ad adesso. Ciao Luca! Vabbè, Marin diciamo che è rimandato per adesso. Dai, mettiamola così. Ma infatti, criticare Francesco sono del tuo stesso parere, cioè criticare Pisacane per quel fallo mi sembra un po' assurdo. Sicuramente è troppo presto per giudicare Marin. Per questo ho detto rimandato, nel senso la prima prestazione è stata un po' meh, ecco. Però chiaramente si deve anche
anche ambientare, è un calcio diverso. Ci sta che magari le prime prestazioni siano un po' opache. Tu per il Cagliari avresti preso Scamacca. Scamacca è tanta roba. Scamacca è una delle poche prime punte fisiche che mi aggrada. Una delle poche. Mm-mm. L'aeroporto di Elmas è piccolo, se arrivano insieme Godin e Russia, Woodstock scansa di proprio, esatto. È vero, insieme non arriveranno mai, ma mai nella vita. Cioè, sarebbe bellissimo, che tipo fai la gag che dalla valigia esce il ninja, sarebbe bello, però. Eh, ripeto, non ci credo, ma ci spero. Non abbiamo bisogno di attaccanti, ma di difensori. Il Sassuolo ho letto che vuole 26 milioni, ma anche no, vuole 26 milioni cosa? Chi? Mm-mm. Non lo so, Cartal, non lo so. Io ribadisco quello che è stato il pensiero della società, cioè nel senso, l'anno scorso era l'anno del centenario, l'obiettivo era quello e non è stato raggiunto. Fallimento totale anche perché sono stati fatti degli investimenti non indifferenti per quello che è il Cagliari. Stessa cosa è stata fatta praticamente quest'anno, ma ancora di più perché oltre alla squadra si sta investendo molto anche sull'allenatore, quindi credo che l'obiettivo rimane sempre l'Europa, assolutamente. Poi se ci si va o non ci si va, quello è un altro paio di maniche, però ideologicamente quello è l'obiettivo. Con Godin e Raja vedremo un Cagliari 100 volte meglio di quello che abbiamo visto nel secondo tempo di ieri. Probabilmente. Lo volevano in Liga. Non lo sapevo. Ciao Dani, un Armini, un Ampadu non vi piace? Armini un po' meno perché comunque non è che abbia giocato tantissimo. Ampadu o Ampadu, come cazzo si dice? Io lo vorrei solo per il taglio dei capelli perché io lo adoro, lo amo alla follia quel giocatore. Prestito con obbligo, Scamacca 26 milioni. Minchia. Beh, fossi il Sassuolo io l'avrei fatto subito. Non possiamo prescindere da Nandez a centrocampo. Spero in un prossimo arrivo di Raja. A quel punto sarebbe perfetto un 4-5-1 con Nandez e Rogge in mediana e Joao, Raja e Sottile a ridossi Simeone. Allora, più che 4-5-1 è un 4-2-3-1 quello, perché il 4-5-1 è molto più difensivo, ma decisamente molto più difensivo. A Samoa ti piacerebbe? Lo trovo inutile nella formazione che abbiamo adesso. Lo trovo assolutamente inutile a Samoa. Corbo mi sa che è andato in qualche squadra di B, mi sa, eh. Sì, fa subito FM Corbo. Armini, Corbo. Comunque con tutti i giovani che abbiamo preso, ancora un po' e ci sta che prendevamo Ricci dell'Empoli, che va a Parma, se non mi sbaglio. Anche lui fa molto FM. Ciao Fredaor. Ti ricordi che in un paio di mesi fa, una tua live, avevamo parlato di un possibile Godin al Cagliari? Sì, eh sì. A quanto pare sta succedendo veramente.
non l'avrei mai detto. Adesso faresti giocare Lico o Tripaldelli? Adesso farei giocare Lico, però comunque a partita in corso farei entrare Tripardelli. A me sarebbe piaciuto moltissimo Hamsik. Mi è da di grazie al cazzo. Cioè, è normale. Sono preoccupato per João Pedro per la posizione. Ricordiamo i 18 gol. Vabbè, i 18 gol l'ha fatti perché comunque Simeone non è un finalizzatore. Ha molto più piede Joao di Simeone e si è trovato in modo da poter fare 18 gol. Sicuramente non ne farà 18 anche quest'anno e penso che nemmeno arriverà in doppia cifra Joao Pedro quest'anno, perché quello non è più il suo compito, quello di fare gol, però può dire la sua, perché bene o male quello che faceva per esempio l'anno scorso non è tanto diverso da quello che fa quest'anno proprio come ruolo, solo che ha più dettami tattici con Di Francesco, quindi deve stare un po' più attento. Però sostanzialmente il ruolo che fa adesso, quello dell'ala sinistra, lo faceva anche prima, solo che prima lui era un trequartista o una seconda punta che si spostava sulla fascia e poi rientrava per tirare. Adesso gioca fisso sulla fascia, sostanzialmente cambia poco. Poi, comunque la filosofia di Di Francesco la vede in campo dopo almeno 3 mesi. Chiaramente tutti i giocatori devono entrare nella sua idea di calcio. Eh, sì, ma 3 mesi sono troppi. Zito, secondo te giocherà in prima squadra? Probabile, Di Francesco punta molto sui giovani. Quest'anno ci danno Race e Godin, l'anno prossimo ci danno Perisic e Skriniar. Vabbè. Che modulo pensi possa avere il Cagliari? Il Cagliari giocherà principalmente o col 4-3-3 o col 4-2-3-1, perché questi sono i moduli di Francesco. Non penso adatterà altri moduli. Per Scamacca si parla di una cifra così alta perché sarebbe diritto di riscatto. Ah, ecco, ecco. Diritto, no obbligo. Allora la cosa cambia. Io penso che col 4-4-2 sarebbe meglio. Col 4-4-2 secondo me no. Secondo me sarebbe peggio. Decisamente peggio. Anche perché ti ritroveresti ad aver fatto acquisti tipo Sottil che in un 4-4-2 sono totalmente inutili, sì, perché sì, lo puoi mettere come esterno a destra, però poi chi levi? Nandez? Capito? Zito secondo me si ritrova a Napoli avrebbe fatto furore, esatto, l'ho pensato anch'io. Comunque se Conte discute con Lautaro ci siamo noi. E vabbè. E vabbè. Secondo te Raja può veramente tornare da noi questa stagione? Ripeto quello che ho detto prima, non ci credo ma ci spero. Non ci credo ma minimamente. Ma zero proprio, però ci spero tantissimo. Perché riavere uno come Raja, Ninja, tanta roba. No, con Di Francesco il 4-4-2 non è proprio fattibile. Al Fanta come è andata? Il Fanta si concluderà oggi la giornata perché si gioca Milan-Bologna, quindi al termine di quella partita usciranno poi il giorno dopo i risultati finali. Non so quanto ho fatto perché nemmeno mi ricordo i giocatori che ho comprato, la rosa che ho fatto, quindi brancolo proprio totalmente nel buio. Cosa ne pensi dell'addio di Carli? Che sono contentissimo, anche perché gli effetti di Carli si stanno già vedendo sul Parma. Ha fatto licenziare D'Aversa perché lo voleva per forza Liverani. Eh,
Vabbè, lasciamo perdere. Sta bene a Parma adesso, Carli. Sta benissimo a Parma. Per me, vista l'ultima intervista di Giolini, Nainggolan arriva. Io lo spero. Ma lo Spezia, vabbè, lo Spezia è normale che comunque debba aspettare un po' di tempo perché mm, comunque ha fatto tutta la trafila dei playoff, quindi è normale che gli abbiano spostato la giornata. Tranquillo Ale, troppo tempo ci avrà Carli per far cappellate a Parma. Mi dispiace per i tifosi del Parma. Mi dispiace veramente tanto per loro che se lo dovranno subire. Comunque un punto in più della scorsa stagione. Quello sicuramente. Quello sicuramente. Io vedo lo Spezia messo meglio del Crotone come rosa. Diciamo che lo Spezia ha puntato su nomi un po' più rodati. I nomi che ha preso il Crotone sono un qualcosa che io l'ho sentiti, ma nemmeno nel campionato maltese, sti nomi. Allucinanti, un mercato disastroso quello del Crotone, perché a parte Rispoli, Cicarini e Marrone, non so se l'abbiano comprato effettivamente Marrone, il mercato del Crotone è bocciato totalmente, un branco di sconosciuti. Poi può essere che fanno bene, per carità, però a livello dei nomi mm, lascia molto a desiderare. Marano ha vinto contro una neopromossa, qua c'è da preoccuparsi. Sì, però è la neopromossa più scarsa tra tutte, ecco, quindi non c'è tanto da preoccuparsi. Ma quest'anno che obiettivi ci mettiamo? L'obiettivo che avevamo anche l'anno scorso, l'obiettivo del Cagliari è l'Europa, punto. Poi che sia Europa League o Conference League, poco cambia, però l'obiettivo del Cagliari è andare in Europa. Non si sta mappi a per culo, non diciamo prima dobbiamo pensare alla salvezza e cose simili. La salvezza non esiste, l'obiettivo del Cagliari è l'Europa, punto. Se il Cagliari si salva sarà un'altra stagione fallimentare, come l'è stata quella dell'anno scorso, perché per carità avevamo comunque una rosa che nonostante molti buoni giocatori lasciava a desiderare, ma l'obiettivo era l'Europa ed era comunque arrivabile un obiettivo. Poi il Parma già sta messo male, ora con Carli farà peggio. Io l'ho pronosticato 18° e il Parma se continua così arriva 20° e si viene in spalle. No, vabbè, 20° no, dai. Il Crotone ha preso Riviere che ha fatto molto bene in B con il Cosenza e ieri ha pure segnato. Sì, però sostanzialmente se tu vai a vedere la maggior parte dei nomi sono completi sconosciuti. Sì, Marco, praticamente la Conference League è quella cosa lì, ecco. Che tanto vinceranno sempre o un'italiana, o una tedesca, o una francese, o un'inglese, o una spagnola. Però comunque ti permette innanzitutto di giocare in Europa e vincendo la competizione ti permette comunque di arrivare in Europa League. E se il Cagliari comunque vuole puntare all'Europa, o arriva settima, sesta o quinta in campionato, o vince la Coppa Italia. Quindi stiamo a vedere. Esatto, Alessandro, esatto. Sì, Miro ci sta, però sarà molto più dura quest'anno arrivare in Europa dato che le prime sette si sono rinforzate, tranne la Roma che ha fatto caput. Però ci stanno Sassuolo e Fiorentina che sono messi meglio. Senza dubbio, ma dire che l'obiettivo è la salvezza vuol dire che stai facendo un qualcosa di totalmente inutile. Stai facendo un qualcosa di totalmente inutile. Cioè, puntare alla salvezza. Perché puntare alla salvezza? Ecco, è quella la domanda. E dire che quello è l'obiettivo. Cioè, sii sincero, di l'obiettivo del Cagliari è l'Europa, punto. Comunque ieri non so se fosse preparato, ma su calcio d'angolo hanno fatto uno schema e mi fa ben sperare anche per i calci piazzati. Penso che fosse preparato perché ho visto quasi sempre chiamare uno schema, quindi
Non riesco ad immaginarmi un Cagliari in Europa con giocatori come Faragoppi, Sagana, Licogianni, Scalicare e via dicendo, che sono comunque una piccola parte della rosa, che possono tranquillamente andare via, quindi non, non significa nulla. Non significa nulla. Ci sono ancora giocatori da salvezza, purtroppo, ma sono la parte minoritaria. Sono la parte minoritaria. Ciao Manuel. Ciao Massimiliano. Io non sono ottimista, ecco, però spero che per una volta si raggiunga l'obiettivo, ecco. Ma perché Marano non si prende Fragocci e gli altri scarsi della squadra? Bella domanda. Magari se ci libera già De Birsa sarebbe un qualcosa in più. Ma se andiamo in Europa, secondo te Nandez ci ripensa ad andare o rimane così? Secondo me cioè, se arriviamo in Europa Nandez rimane, assolutamente. Non andrà via la stagione dell'Europa. Poi è chiaro che se non arriveremo in Europa, quasi sicuramente Nandez andrà via, come è giusto che sia, eh. Ma Marano ci aveva fatto prendere Cacciatore, quell'aborto gioca peggio di Faragò e Faragò non è neanche di ruolo. Eh. Che te devo dire, Ale? Che te devo dire? Comunque ieri abbiamo saputo soffrire e reggere contro una squadra come il Sassuolo, e questa è una buona cosa. Sicuramente, perché comunque il Sassuolo è praticamente una squadra bella che rodata. Portare all'Europa perlomeno sesto o settimo posto sono bei soldini, sì. Io come ho già detto penso che il Cagliari ha fatto una cosa importantissima, ovvero mantenere la struttura della rosa uguale allo scorso anno, che comunque era un'ottima rosa, più Godin e qualcun altro. Sicuramente va comunque rinforzata, quello è poco ma sicuro. Comunque lo schema da calcio d'angolo era palla battuta corta, poi credo dato fuori aria e poi Joao ha tagliato dentro e gli è stata data e ha crossato. Mo' adesso non me lo ricordo lo specifico, però ho visto che praticamente su quasi tutti gli angoli veniva chiamato lo schema. Quindi comunque la SPAL Castro se l'è tenuto stretto, cioè l'hanno rimandato, potevano provare ad acquistarlo. Era in prestito secco. Birsa dovrebbe andare al Sion, però da quello che ho sentito ci dovrebbe andare da svincolato. Ciao Claudio, sono molto positivo per il futuro, ma dico che ripeto che il Cagliari senza lo stadio di proprietà non può andare in Europa. Ma la vedo differente io sinceramente, Claudio, perché non puntare all'Europa soltanto perché non si ha uno stadio in cui poterci giocare è una stronzata, è veramente una stronzata. Ti sposti, non verrà giocata in Sardegna, amen. Il Cagliari in Europa è il Cagliari in Europa. Magari io la penso in un altro modo perché sono un continentale, però per me, a prescindere da questa cosa, Cagliari deve puntare all'Europa, a prescindere dallo stadio. Ciao Pignolo, io Ligo Giannis l'ho visto molto bene ieri contro il Sassuolo, pensi che sarà lui il titolare? Assolutamente sì, Tripaldelli non ti sembra pronto, però Tripaldelli ha giocato soltanto 10 minuti, quindi aspettiamolo per giudicare. Ha molto più senso che Ligo Giannis abbia la titolarità su Tripaldelli che fare posto su Zappa, ma quello è ovvio. Ci faremo vessare lo stadio del Palermo, tanto a loro non serve. Vabbè, ci potrebbe stare all'Olimpico, ci potrebbe stare appunto Reggio Emilia, ce ne stanno comunque le possibilità. Secondo te Nandez è pronto per fare il salto di qualità?
ci sono state voci di mercato e doveva andare al Napoli. No, non hai sentito male, sono girate queste voci di mercato. È prontissimo in qualsiasi momento per fare il salto di qualità perché Nandez è Nandez, parliamoci chiaro. Però più rimane al Cagliari meglio è. Ma appunto, Carlo, lo stesso discorso che faccio io. L'Olimpico per l'Europa dipenderà, secondo me, tantissimo dal fatto, da come si posizioneranno Roma e Lazio. Perché se sia Roma e Lazio andranno in Champions o comunque tutte e due in Europa, penso che sarà difficile incastrare tutto. Faremo un meetup quando verrà in Sardegna a vedere il Cagliari, Covid permettendo? La vera domanda è: verrò mai in Sardegna a vedere il Cagliari? E questa è la domanda. Adesso ti direi che è una cosa impossibile, letteralmente. Con un'eventuale Europa all'Olimpico tu ci andresti? Assolutamente. Assolutamente. Penso che mi accamperei là davanti. Anch'io voto l'Olimpico. Esatto, Giorgio, no Farago e basta. Io spero di vedere Simone esplodere quest'anno. Spero di vedere tanti gol anche se non ha le caratteristiche tecniche del bomber. Lo spero anch'io, anche se appunto non è così. Ciao Eric, secondo me sarebbe interessante il settimo posto perché ti qualificheresti per la nuova competizione europea. La cosa che ho detto anch'io prima, conta poco se è Europa League o Conference League, l'importante è che sia Europa, a prescindere. Nemmeno io me lo dimentico, anche perché mi sono visto, appunto, rispondendo a così inconsapevolmente anche a Daniele, l'autogol dei Ceppitelli davanti agli occhi praticamente. L'ultima partita che ho visto allo stadio è stato l'ultimo Roma-Cagliari, quello per finita 1-1 con gol di João Pedro su rigore e pareggio purtroppo con autogol di Ceppitelli. Quella è stata l'ultima partita che ho visto allo stadio. Secondo me il Cagliari arriva in Europa con Difra, poi vedremo. Incrociamo le dita. Manuel, ti volevo rispondere, però hai cancellato il commento. Che ne pensi di Girano Kerk? Per il mio ci aiuterebbe molto quest'anno col progetto Europa, però malgrado l'arrivo di Coutinho non mi convince troppo il reparto difensivo. Allora, sinceramente non conosco questo Kerk dell'Utrecht, ho sentito che il Cagliari sia interessato a lui. L'unica cosa che mi viene da dire è che se serve per sostituire Pavoletti, ben venga, però appunto ci dobbiamo concentrare per adesso sul reparto difensivo, perché secondo me almeno un altro centrale è da far arrivare. Ripeto, io continuo a sognare la coppia di centrali Coutinho-Fazio perché sarebbe veramente tanta roba. Assolutamente Alessandro, con non andatevela a piander culo che è categorico. Comunque questo Zito Luvumbo mi piace, io non l'ho mai visto, cioè, quindi non posso proprio dire. Quest'anno l'Europa la vedo molto difficile, però un eventuale 11º, 10º, nono posto di Francesco non va esonerato, ma a prescindere non va esonerato. Però l'obiettivo è l'Europa, punto. 11º posto è fallimento, 10º posto è fallimento, nono posto è fallimento. 11º posto e 11º posto e vittoria della Coppa Italia non è un fallimento perché va in Europa. 10º posto e vittoria della Coppa Italia non è un fallimento. Nono posto e vittoria della Coppa Italia non è un fallimento. Poco importa il modo, l'importante è che ci si arrivi in Europa. Tra Simeone e il Pavo chi preferisci? Assolutamente Simeone. Io il Pavo lo sbolognerei proprio prima di subito. Gueric non sono domande da fare. Questa mi sfugge, Giorgio. Secondo me Valukiewicz dovrebbe giocare titolare, ottimo prospetto considerando che potrebbe imparare da Coutinho. È un diamante grezzo per adesso Valukiewicz.
E se arrivi ottavo ad un punto dal settimo è fallimento. Se non arrivi in Europa è fallimento, punto. Poi se arrivi settimo e vinci la Coppa Italia non è un fallimento. Ripeto, poco conta il modo in cui ci si arriva in Europa, l'importante è arrivarci. Secondo te Sottile ha le qualità per giocare titolare per rubare il posto tipo a Simeone se esplode definitivamente? No, perché per un semplice fatto che sono due ruoli diversi. Sottile è un'ala, Simeone è una prima punta. Mm, Anche se esplodesse Sottile non potrebbe mai rubare il posto da titolare a Simeone, ma mai nella vita. Se ci dovessimo qualificare in Conference League invece, l'ho detto prima, Christian, è indifferente se sia Europa o Conference. Cioè, è indifferente quale sia la competizione, l'importante è che sia Europa, ok? Quello è l'importante. Se puntiamo un pochettino alla Coppa Italia, eh, eh, hai nominato due delusioni allucinanti, purtroppo. Bisogna puntarci, bisogna puntarci. Secondo te quanto può arrivare in classifica? Ma non dipende solo da Cagliari, dipende anche dal campionato che faranno le altre squadre. Secondo me comunque il Cagliari è da parte sinistra della classifica con gli ultimi innesti, come minimo. Quindi ti dico banalmente parte sinistra della classifica. Pereiro tra una ventina di giorni torna finalmente. Spero di vederlo col suo vero valore. Eh sì, Pereiro presumibilmente col gioco di Francesco andrà a piazzarsi a destra, quindi staremo a vedere. Come ci si arriva in conference? Credo che sia il settimo posto a qualificarti, perché l'Italia ha soltanto uno slot disponibile essendo tra le prime del ranking UEFA, quindi c'è solo un posto e credo sia il settimo posto per qualificarsi. Poi più ovviamente una nazione si trova in un ranking basso UEFA e più ha più posti disponibili. No, solo il settimo, Christian. Solo il settimo posto. Quinta farà l'Europa League diretta. La sesta dovrebbe fare i preliminari e la settima va in conference. Ma come ci vedi una formazione con Fazio, Godin, Nainggolan e un giovane promettente come Kulusevski e Sottil? Tu intendi se ci vedo Kulusevski a Cagliari, cazzo, subito. Kulusevski a Cagliari, ci farei calte farse per portarlo. Lo guardi Sport Italia? Non ho Sky, quindi non posso guardare Sport Italia. Io con sto Pereiro cazzo ci sto sperando tantissimo perché è un gran bel giocatore, solo che non ha ancora fatto vedere il suo potenziale, ma col 4-3 farà meglio sicuramente. Assolutamente. Secondo me col 4-3 può fare bene. Non è che con questa nuova league ci fanno andare a giocare in Islanda o nelle Faroe. Sì, cioè è praticamente un'Europa League, ma con ancora più squadre scarse. Quella è la Conference League. Cioè, scusa, ma chi arriva quarta, ma non passa ai preliminari Champions, va in Europa League? Se non erro, le prime quattro si qualificano comunque tutte automaticamente in Champions League, non ci stanno più i preliminari, perlomeno per l'Italia. Quindi le prime quattro si qualificano, ovviamente la prima si qualifica nel primo girone della Champions e poi le seconda, terza e quarta si qualificano, hai capito?
Ma Despotov che fine ha fatto? Mi ricordo che era in quarantena, ma non si è più saputo nulla. Despotov comunque si sta allenando. Credo abbia comunque qualche problemino, non è al 100%. Sono 20 anni che non temo per non retrocedere, è arrivato il momento di puntare in alto, come ha fatto l'Atalanta qualche anno fa. Totalmente d'accordo. Avevo Simeone al Fanta, sono contento per te. Pereiro può fare benissimo, assolutamente d'accordo. Dove vedi le partite? Io le vedo su Sky, perché ho solo quello. Credo che Godin Fazio sia impossibile, poi se arriva Godin Valu non lo vedo tanto lontano da Fazio, e poi ci sono da contare gli stipendi e il bilancio in negativo. Quello assolutamente, però Fazio comunque ti permetterebbe di averci come riserva Valujevic, che è tanta roba, nel senso averci uno come lui come riserva è bello, perché vuol dire che comunque in difesa stai messo bene. Comunque il Cagliari non ha fatto tante amichevoli per il precampionato, noi ne abbiamo fatte 3. Come la vedi la partita contro la Lazio? Non ho visto la Lazio, quindi non saprei fare un pronostico. Il Genoa sta facendo un buon peccato, ci ha inculato tutti, ma i risultati del Fanta quando escono? Quando finisce la giornata. Quando finisce la giornata escono i risultati. No, non ho detto che non ho Sky, ho detto che non posso guardare Sport Italia perché non c'è su Sky. Preferivi Jesus o Fazio? Assolutamente Fazio. Assolutamente Fazio, tutta la vita. Caligara può essere il vice di chi? Perché io ho visto un Caligara contro la Roma che mi è piaciuto. Il Caligara contro il Sassuolo mi ha fatto un po' cagare, devo essere sincero. Quindi staremo a vedere. Quest'anno 10° scudetto consecutivo noi e voi che guardate dal basso. Beh, se vincete lo scudetto è normale che vi guardiamo dal basso, no? È logico. Cioè, non è che mi stai a dire chissà che cosa. Avessi scoperto l'acqua galla, pure pure. Come sempre, qual è il problema? Ma sai che cazzo non mi frega a me se vince lo scudetto? Cioè, non è che mi cambia qualcosa, eh? Per lo stesso motivo per cui tu non campi 100 anni, presumibilmente. Che è un problema? Tra l'altro è romanaccio, no romanacco. E poi è parli e non pari. Cioè, almeno se mi devi pià per culo, prendimici bene per il culo, usa la dialettica giusta. Perché sennò perde totalmente l'efficacia, capito? Non rende, capito? Mi dispiace, mi dispiace. Ma a me mi risulta che di solito i terroni ti fanno Juve, no Cagliari, però potrei sbagliarmi, eh. Mi do il beneficio del dubbio. Mi do il beneficio del dubbio. Ma a me risulta che Cagliari sta in Sardegna, ma non so se a te è morta la maestra di geografia.
Questa tizia era venuta anche in un'altra tua live a rompere. Sì, sì, ma per me non c'è cioè, regà, voi fate finta di niente, io rispondo, perché per me non è un problema. No, questo era a cartoccio, bandiera non mannava. Non vi preoccupate, regà. Non vi preoccupate. Aspettate un attimo, eh. Ma secondo te il DS del tuo Cagliari in che settore deve puntare e migliorare? Perché mi sarebbe piaciuto vedere ancora Nainggolan al Cagliari e non come il Parma che non ha acquistato nessuno. Beh, il Parma ha fatto una grande cazzata, ovvero prendere Carli, partendo da questo presupposto, che ha fatto cacciare d'Aversa per motivi totalmente inutili. Continuo a non capire il motivo. Cioè, lo so perché Carli era fissato con Liverani, voleva Liverani a tutti i costi pure al Cagliari, infatti se n'è andato perché non è riuscito a prenderlo e quindi è arrivato a Parma e ha deciso che D'Aversa via a fanculo deve venire Liverani. Vabbè. Eh, quindi tranquillo che il motivo è Carli, ecco perché non avete ancora comprato nessuno. Sicuramente Carta dovrà puntellare la difesa, ma quello è ovvio. È il reparto principale su cui dovrà lavorare. Vogliamo Miro terzino destro, cioè, c'ho la conformazione fisica di una palla, non credo di essere in grado di poter giocare a calcio, quindi. Ma il Parma non doveva cambiare società, il Parma ha cambiato società, adesso è in mano agli americani. E addirittura. Ieri Maran ha rivitalizzato destro, ho visto, cioè è riuscito a ritornare destro che ha fatto gol, cosa che penso non succedesse tipo dal 15-18 all'incirca. Cosa veramente allucinante. Secondo te che squadre retrocederanno in Serie B? Crotone? Spezia? Mi dispiace. E mi auguro il Genoa. Mi auguro il Genoa. Però anche se quest'anno Preziosi lo vedo che magari si è svegliato. Comunque o Genoa o Udinese. Ma sbaglio i primi anni al Bologna adesso andava bene. Sinceramente non mi ricordo. Sinceramente non mi ricordo se i primi anni al Bologna adesso aveva fatto bene. Che ne pensi di Marin? Sicuramente non ha brillato contro il Sassuolo. Non ha decisamente brillato.
Per quello ho detto rimandato Marin, bisogna vederlo meglio. Comunque si deve ambientare con un campionato completamente nuovo. È da vedere. Udinese, Crotone e Parma. Non ho fatto il video sulla classifica perché quest'anno era veramente impossibile farlo. Cioè, per carità, è divertente il concept del video, perché è divertente. Però va fatto comunque con un minimo di basi, con un minimo di criterio. Il campionato era aperto da nemmeno una settimana praticamente. Fa il video sulla classifica mi sembra esagerato. No, adesso ha floppato da quando è andato al Milan, al Bologna è arrivato morto vivente, ma anche alla Roma mi ricordo che Destro non è che abbia fatto granché, Anche alla Roma Destro lasciava molto a desiderare. A me non ha convinto Di Ripaldelli. Vabbè, ragazzi, Di Ripaldelli ha giocato tipo 10 minuti, manco a screditarlo così, dai. Cioè, diamogli comunque tempo, ha giocato veramente poco per poterlo giudicare. Secondo me scendono Crotone, Benevento e Spezia. Secondo me il Benevento non scende. Il Benevento non scende quest'anno. Ha capito gli errori fatti anni fa quando salì in Serie A e sta facendo di tutto per non ripeterli. Più che altro l'incognita sarà Inzaghi di nuovo in Serie A perché con il Bologna ha fatto schifo. Staremo a vedere. Anche io pronostico una retrocessione Spezia, Crotone e Genoa, perché queste squadre dello Spezia è la sua prima esperienza in A. Il Crotone non ha fatto degli acquisti come ha fatto il Benevento. Esatto. Ma il Genoa, sì, è vero, è anni che si salva praticamente all'ultima giornata. Però al contrario degli altri anni, quest'anno sta mettendo stranamente una rosa su con criterio, che è una cosa molto rara, molto molto rara per l'ambiente genoano. Staremo a vedere, staremo a vedere. Comunque il Genoa a metà squadra da pezzare i prestiti, è un po' ingiusto, un po' come il Verona l'anno scorso. È una strategia che ci può stare. Non è così sbagliata. Ecco. Ciao Music. Lico Giannetti, madonna mia. Oh, però scherzi a parte, a me Giannetti mi è sempre piaciuto. Mi è sempre piaciuto a me Giannetti. Non lo so perché. Probabile, Music, probabile. Sì, sì, so parecchi anni che sta in Serie A al Genoa, però ripeto, è una strategia che ci può stare. Potrebbe permetterti magari di, con questi giocatori in prestito, dato che praticamente non li paghi, gli paghi solo l'ingaggio, ti potrebbe permettere di spendere meno e piazzarti più in alto, che presumo è quello l'obiettivo con cui una squadra
punti molto di più sui prestiti, perché poi quando ottieni un bel piazzamento, magari un piazzamento anche in Europa, hai più entrate e ti permette poi lì di andare a fare il vero mercato. È quella la logica. Se prendiamo Raja ha un grandissimo mercato, forse manca un centrale, assolutamente manca un centrale secondo me. Non lo fanno tutti perché magari non tutti ti danno i giocatori in prestito, ecco, è quello il fatto. Magari i giocatori su cui tu stai puntando e che vuoi portare nella tua squadra, la squadra a cui li richiedi non te li danno in prestito, è quello il fatto. Ma il Ninja che fa? Non lo so, per adesso è un giocatore dell'Inter. Poi staremo a vedere, il mercato si conclude a ottobre. No, tranquillo Ale, ci mancherebbe. Per me il Benevento retrocede anche quest'anno. Secondo me no. Secondo me no, perché hanno decisamente capito qual è stato l'errore quando sono arrivati in Serie A per la prima volta. Hanno capito qual era l'errore. Il fatto di aver puntato su una rosa che non era totalmente in grado di fare la Serie A. Quest'anno i giocatori da Serie A ci sono, che possono fare bene. Ripeto, l'incognita rimane Inzaghi. Inzaghi per il Benevento. Noi ridiamo e scherziamo, ma potrebbe retrocedere anche la Roma quest'anno, una Roma smantellata. Effettivamente la Roma ha fatto parecchie cessioni e praticamente nessun acquisto. Praticamente nessuno. Sì, secondo me serve un altro centrale al Cagliari, oltre a Godin. Sì, sul mercato si vede chiaramente che hanno imparato dal precedente errore. Però puntare di nuovo, cioè puntare su Inzaghi anche per la Serie A, staremo a vedere. In Serie B hanno stravinto e dominato il campionato, però la Serie B non è la Serie A e Inzaghi in Serie A ha dimostrato di non essere all'altezza. Il Cagliari se gioca un secondo tempo come quello di ieri contro il Sassuolo andrà in Europa League, secondo te con gli innesti giusti? Ripeto, io spero di sì perché quello è l'obiettivo del Cagliari, però tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, è appena cominciato un campionato, quindi staremo a vedere. La Lazio come la vedi? Se la gioca con l'Inter per lo scudetto? Assolutamente no. Quello dell'anno scorso è stato un'annata speciale per la Lazio, tra l'altro magari anzi molti di voi sicuramente lo sapranno, eh, parlo molto, sono molto amico con Giovanni Stramacci, appunto che è uno youtuber della Lazio. Io quando ci vedemmo l'anno scorso gli dissi, mh, poco prima che ricominciasse il campionato, se quando ricomincia e giocate con l'Atalanta perdete, lo scudetto non lo vincete più. E infatti così è stato. Eh, ha girato tutto molto bene alla Lazio l'anno scorso e il ripetersi di una stagione simile penso sia altamente improbabile quest'anno. Potrà lottare magari per un piazzamento nell'Europa che conta, quello sì, ma lo scudetto proprio no. La Lazio per ora è un'incognita, non si sa nulla, però sarà molto simile a quella dell'anno scorso, forse un po' meno brillanti di forza fisica. Probabile, probabile. Se arriva il Ninja con chi lo sostituiresti tra Nandez, Marin e Rog?
In che senso? Chi toglierei dal centrocampo per mettere il Ninja? Intendi quello? Sì, un po' ci avevo visto lungo, Ale. Ma io vado molto a sensazioni. Io mi sentivo che se la Lazio avesse perso contro l'Atalanta poi avrebbe detto definitivamente addio allo scudetto. L'importante è che perda sabato, esatto. Assolutamente, quello sì. Mi sarebbe piaciuto un Der, anche a me. Però ci stiamo riempendo di ali. Se arriva il Ninja, con chi lo sostituiresti tra Nandez? Ripeto, ho capito Werik, però intendi informazioni, nel senso che se arriva Nainggolan chi devo sostituire tra i tre nei titolari di centrocampo? È quello che ti sto a chiedere. Tu ci credi ancora a Caillon? No. Non ci ho mai creduto a Caillon, nel senso speravo che il Cagliari potesse perlomeno sondare il terreno. Sì, oh, ok. Partendo dal presupposto che Nandez ormai giocherà fisso in attacco, farà l'esterno d'attacco e non la mezzala. Tra tutti sostituirei Marin, tra i due, ovviamente. Anche Fazio sarebbe stato meglio al Cagliari. Secondo me Cagliari l'avrebbe un po' rivitalizzato a Fazio. Secondo me gli avrebbe dato una ventata d'aria fresca. A me Fazio non piace. Vabbè, questione dei gusti. Questione dei gusti. Aspettate che devo accendere il ventilatore che... Intanto, ultima ora mercato, Cagliari iniziate visite mediche di Godin a Villa Stewart. Sono cominciate le visite mediche di Godin. Secondo te di attaccante la Juventus il prende da Dzeko, Morata e l'ormai Suarez? Penso punti su Morata. Il link per il gruppo Telegram non funziona, è un problema mio? No, non è un problema tuo perché molti mi hanno detto che non funziona il link. Se hai Instagram, poi scrivimi lì che ti mando il link per entrare nel gruppo Telegram. Ci vuole un attaccante al Cagliari secondo te? Se viene venduto Pavoletti, sì. Se Pavoletti non viene venduto, no. Tutto dipende dalla cessione eventuale di Pavo. Se Pavo va via, sì. Se non va via, no. Ciao Manuel, alla prossima. Pancrazio out, assolutamente Alessio. Basta, basta. Decisamente basta. Sai qualcosa su ragazzo? No, non ho sentito notizie di mercato su ragazzo. Credo che comunque sia in uscita. Sì, Pancrazio sarebbe Faragò. Godin, Rage e Fazio, sarebbe tanta roba. Il Cagliari stava puntando su Calabria. Sì. Cioè, era vociferato il nome di Calabria. Kerk preso? No, ancora no. Non ti danno fastidio i boomer che ogni anno, che per ogni cosa danno subito la squadra per retrocessa? No, non mi danno fastidio, mi fanno più che altro ride. Soddisfatto della prestazione di ieri del tuo Cagliari? Mi saluti? Assolutamente. Ciao Gri. Con Godin si deve ambire all'Europa, ma anche senza si deve ambire all'Europa.
Godin è un valore aggiunto che ti permette ancora di più di consolidare l'idea europea, ma a prescindere da lui ci si dovrebbe pensare all'Europa. Ciao Adam, sì, perché io sto grondando, Fabri, io sto grondando. Arriva Godin e forse il Ninja. Speriamo per il Ninja. Avete uno dei 10 migliori difensori al mondo. Meno male. Ho aperto il frigo e Nandez era anche lì, è bellissima. Questa è bellissima. Ma è vero che odi la pioggia? Mamma mia. Infatti, regà, qua è nero, però fa un caldo bestiale. Infatti spero che incominci a diluviare, ma a bestia. Perché, per chi non lo sapesse, io odio da morire il sole e amo follemente la pioggia. Piccola nota a margine. Ciao Roberto, sempre Forza Castello. Quanti anni hai? Quanti me ne dai, Gri? Vediamo se azzecchi. Nessuno spoilerasse l'età. Come lo vedi il campionato del Cagliari? È la prima giornata, adesso per dare giudizi è presto, un po' troppo presto. Aspettiamo almeno 7-8 giornate per poter giudicare. Se fosse per me, ragazzo, l'avrei tenuto. Per me era indifferente. Indifferente. Con l'acquisto di Godine pensi che prima o poi, dopo tanti risultati buoni, Giulini ci farà vincere qualche altro scudetto? Ma non s'allargamo. Non s'allargamo. Cristian, a te manco ti rispondo. Mazza, ci sei andato vicino, Gri? Perché vado per i 24. Ne devo fare 24. Secondo te, ragazzo, sarebbe stato utile? In questo Cagliari no, perché comunque ci siamo rinforzati molto sulle ali, e quindi il fatto che, cioè, se fosse rimasto a Cagliari sarebbe stato totalmente inutile. Praticamente la pioggia è Simeone, il sole è Pavo. Magari farei l'inverso, eh. Ah no, no, sì, 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 no, no, c'hai ragione, ho frainteso io. I'm sorry. No, no, c'hai ragione, c'hai ragione. 50 punti li facciamo, speriamo. 17 anni. 6 anni fa, anzi 7 anni fa che avevo 17 anni. Io con la pioggia sono triste, io no, io no. Io col sole mi rode il culo perché poi mi dà fastidio il sole. Devo stare per forza con gli occhiali da sole perché non ce la faccio, mi dà veramente urto. Con la pioggia io sto in amore, no, in amore proprio. Nandez oggi mi ha aiutato a scaricare il tir dell'Arborea. Ha pure aiutato l'autista a spostare il camion e poi ha preso al volo un pallone tirato da due ragazzini. Chiari che se mi manda una maglietta, regà, fate in modo che qualcuno mi mandi una maglietta del Cagliari, che io la maglietta di quest'anno la amo, però una piotta costa una piotta quella cazzo di maglia, anzi quasi una piotta. La desidero troppo quella maglietta, mamma mia. Vabbè, anche a me piace la pioggia, infatti quando fai quelle storie sono una goduria assurda, mamma mia. Quando piove io faccio sempre le storie perché mi fomento, mi gusta. Il sole è bellissimo, ma quando sono a casa la pioggia è oro. No, per me è il contrario, a me mi rode il culo se piove e sto a casa perché non me la prendo. La seconda maglia costa 89,99 perché la prima costa 95 euro. Ti va bene quella di Faragò? Beh, il problema è che dopo un po' diventa tutta marrone e non mi pare il caso. Ciao Manuel, grazie mille. Sempre Forza Castello. La maglia dei Pavoletti. Non dico che mi ci pulirei il culo, ecco. Però mm, no, no.
La terza maglia è gialla, sì, ragazzi. Per chi non lo sapesse, la terza maglia è gialla. Off topic, hai votato al referendum. Quest'anno è il primo anno in cui non sono andato totalmente a votare da quando ho la tessera. Ma per il semplice fatto che ieri non ho potuto, perché non ci ho avuto minimamente tempo. E stessa cosa stamattina, che stavo a aspettare che mi chiamassero a lavorare, non mi hanno chiamato. E poi mi sono messo a trafficare col computer a fare una cosa, e mi sono totalmente scordato di andarci. Sono un cattivo cittadino. La maglia di quest'anno è bellissima. Perché Bradaric? No, quest'anno io di solito io sono uno che tende sempre a mettere nome e numero dietro la maglia perché senza niente non mi piace. Non mi piace per niente. Però quest'anno io me la prenderei pulita, senza nessun nome, senza nessun numero, perché è veramente bellissima così la maglia. Secondo te gli interisti quanto si stanno mangiando le mani da 1 a 100 per aver preso Godin, per aver perso Godin? Ma secondo me nemmeno più di tanto. Uno come Faragolo puoi trovare anche nel banco frigo. In sconto, ricordiamolo. Rigorosamente in sconto. Comunque ripensando c'era da un botto che non facevo le live. Mi sa che è da quando stavo in quarantena che non le facevo. Zappa in confronto sembra che avevo quella fascia, esatto. Io la maglia del 2008 autografata da Conti. Mamma mia, beato te Adam, beato te. Comunque mi fanno ridere che l'Inter si sta disperando per Raja che hanno letto e forse viene da noi. Però prima lo insultano e tutto. Sono bipolarissimi. Cazzi loro. L'importante è che viene Nainggolan. Quando registri usi il telefono o la telecamera? Allora, per i video post partita uso il telefono. Per fare queste live così uso il computer. La telecamera ce l'avevo, ma mi si è rotta. Purtroppo. Quindi non posso più fare video con la telecamera. Lo sai che ultimamente preferisco il kit per l'allenamento o sarò strano io? No, anche il kit per l'allenamento, perlomeno quello fatto dall'Adidas, è molto bello. Io ho una maglietta del Mitra Matri. Io non c'ho la maglietta di nessun giocatore del Cagliari, ma di nessuno. Io ho la maglia di Rui Sampaio. Penso che ce l'abbia solo tu, penso che nemmeno lui ce l'abbia. Nemmeno lui ce l'ha. Ma a parte che ancora devono essere ufficializzati i due franzosi là, i Trimoni. Si era detto che sarebbero arrivati oggi, credo. Però boh, staremo a vedere. Io 2 anni fa avevo preso la maglia d'allenamento. Beato te. Beato te. Io ho solo 2 maglie del Cagliari, di cui una, eccola. Io mi prendo la maglia di Zito. Vabbè, tutti a piazze maglie. Vabbè, grazie, grazie. Sapete sempre come farmi rosicare, grazie.
Io ho Capone, Lagella, Mastro Lilli, Giovannetti e Modestò. Ma De Maglie intendi, Music? Io ho quella che ha pallonamento. Ah, e c'ho quella storica bianca, è vero. Che mi ha detto mia madre che ce l'avevo, perché io ne ero completamente ignoto. Sì, c'ho pure quella. Io talmente non mi ricordavo da vincere qua la maglia che me la so completamente scordata. E allora c'ho questa qua dietro, che però è da bambino. C'ho quella bianca del 2007-2008 e quella bianca vecchia, che tra l'altro è pure falsuccia. Non è originale. Ce n'ho due, tre con questa qua dietro. Poi vabbè, c'ho la felpetta del Cagliari, quella dorata. Un giorno fai la live dove reagisci a una partita del Cagliari. Purtroppo mi mancano i mezzi per farlo perché il computer non mi regge il video, quindi non posso farla. E col cellulare non ce la farei per questioni proprio di memoria del telefono, perché 90 minuti non li regge. Quindi non penso di portarla mai una live reaction. Dovresti fare le dirette, ma poi facendo le dirette dovrei guardare sia la chat che la partita e divento Marotta. Intanto ha cominciato a diluviare. Dai, ha cominciato a piovere, raga. Che bello. Sì, più la giacchettina oro. Non importa il nome di chi c'è dietro, l'importante è averla e portarla ovunque. Parole di uno degli Scombols. Quello sempre, Simone. Quello assolutamente sempre. Infatti io rosico perché non ce l'ho, specialmente quella di quest'anno che... Quella di quest'anno, ragazzi, quella di quest'anno è fantastica. Tutte e due quelle che sono uscite di quest'anno sono fantastiche. Rosico malamente. Pronostico Lazio-Cagliari, me sto zitto, anche se Cagliari-Lazio. Bravo Christian, complimenti. Esatto, Alessio, esatto. Sì, Ale, sono diventato un bambino felice perché sta a piove. Adam, credo sia il secondo tempo supplementare, però potrei sbagliarmi, eh. Madonna, ma ha incominciato a buttarla proprio... Minchia, che bellezza. Cosa ne pensi della riapertura degli stadi? Che devono essere riaperti tutti, a prescindere dalla categoria. Non lo so, Cristian, non ne ho idea. Ciao Music, alla prossima. Comunque io di Zenga Cagliari mi ricordo solo venivamo da 3 mesi di lockdown, questo e basta. Più o meno questo è. A Cagliari Point mi hanno tagliato la carta, ho cominciato a prendere penne e tazzine 350 euro di spesa. Minchia. Io penso farei peggio. Farei veramente peggio. Penso di riuscire a fare... Madò quanto sta a piove! Che spettacolo! Fun fact, un mese fa mi è arrivata la maglia del Cagliari l'anno scorso firmata dalla squadra perché partecipai a un concorso a caso. No, vabbè, che culo. Oh, a me sta gioia mai, mai. Cioè, mo parliamo... Vi dico sta cosa, è una sorta di sfogo mio che però mi fa roter culo, ok? Io sapete che ho parecchi amici laziali, no? 2 anni fa, tipo, c'era lo sponsor Marathon Bet che regalava i biglietti a questi youtuber laziali
tipo Alfrez, ma penso pure Giovanni Stramacci, però lui stava a Londra, Ghiottone, eccetera, e praticamente li invitava a vedere la partita allo stadio. Oh, a me non mi si è mai inculato nessuno. Non dico che mi devono regalare sto uno e quell'altro, ma un biglietto regalatemelo per favore. Quanto rosico su sta cosa. Quanto... pure frammenti di calcio, pure Fabio. E sta cosa non è mai successa col Cagliari. E intanto, regà, si capisce che piove perché posso inquadrarlo. È scomparso Sky. Non so se probabilmente succede anche a voi quando piove, che scompare Sky. Puriamo la pioggia e i fulmini. Siamo uguali allora, Factotum. Siamo uguali. Perché io adoro proprio i temporali. Quelli ignoranti che è tutto nero, fulmini, tuoni a stecca, diluvio. Bella la collezione di birre e Cnusa. Merito di mamma. Che ne pensi di Sequolf? Ma intendi la persona in sé o lo youtuber? Stasera arriva Godin, Roberto? Io credo che arrivi domani. O comunque cazzarola, entro fine anno 2500 iscritti minimo. Ma sti cazzi il numero di iscritti. Cioè, per me possono pure calare, ma sai che cazzo mi frega a me? Cioè, che siano 20 o che siano 1500 o 250.000, io continuerò a fare quello che faccio. Come youtuber. Sinceramente come youtuber non mi fa impazzire. Non mi fa impazzire. Mi piacerebbe più che altro conoscere la persona che c'è dietro, ma non ci sono mai riuscito. Ho provato più volte a dire andiamo a sappiare un caffè, perché ogni tanto è capitato magari di parlare su WhatsApp, però non c'è stato mai modo, non c'è stata mai maniera, e mi dispiace perché a me più che lo youtuber in sé, il personaggio, mi piace conoscere le persone. Sono sempre stato così. Molte persone hanno in realtà dei personaggi su YouTube, e a me il personaggio interessa poco, a me piace conoscere la persona, quindi lo vorrei incontrare per conoscere chi è in realtà il Simone, non il sequel che fa video, ma il Simone. Perché pagare un botto una maglia piena di sponsor? Se mi pagano loro la prendo, altrimenti non pago per fare lo sponsorizzatore gratis. Cioè lo sponsorizzare gratis. Ciao Argo, dipende, cioè ci sta a pensarla così. Io sinceramente se ce li avessi ce li spenderei quei soldi su quella maglia. Perché a mio gusto piace. Perché un giorno non vai al fantacalcio degli youtuber? Perché non mi invitano. Se non mi invitano, che ci vado a fare? Con Andrea Miereo vi siete conosciuti e avete fatto un video bellissimo. È stata una bella cosa, anche perché ho potuto conoscere Andrea dal vivo, che era una cosa che volevo fare assolutamente, ed è stata una bella esperienza. Io intanto non so se riuscite a sentire il rumore della pioggia. Non credo, però sta veramente diluviando. Sta veramente diluviando. La mia difesa al fantacalcio è Valu, Godin, Ligo e in panchina Zappa e Trivaldelli. Praticamente la difesa del Cagliari. I pantaloncini Adidas mi fanno impazzire, quelli blu, belli. Lo stimi tanto ad Andrea, beh, ovvio, è un amico. Inquadraci la pioggia. Mo' ci provo. Mo' ci provo. No, non posso. Ci stanno i fili che non mi permettono di alzare il computer. I'm sorry.
Tanto poi, regà, appena finirà la live sicuramente farà una storia con la pioggia, quindi chi la vuole vedere mi seguisse su Instagram eventualmente. Assolutamente, anche Mattia è bravo. Ma io spero di incontrare anche lui. Quando vieni a Cagliari? Simone, è un mio sogno. Quello, tu mi stai parlando di un sogno che sarà, penso, irrealizzabile per tutto il resto della mia vita. Quindi penso che rimarrà un sogno nel cassetto a vita. Ho preso la TV nuova, ma il problema parabola non passa. Vabbè, come ti sbagli. Se Cagliari riprende il Ninja, prenderesti anche Mancoso come riserva per la panchina? Perché no? Ti ospito io. A parte che, sinceramente, Simone, non voglio essere ospitato da nessuno. Mi pare brutto. Non mi pare proprio il caso. E perché non puoi? Perché costa, regà? Regà, costa, ma costa per di che costa, eh? Cioè, io partendo dal presupposto che ho un lavoro a chiamata, quindi non pensate che io per lavorare prendi stipendi altissimi, perché lo stipendio più alto che ho preso con la ditta è stato 200 euro. E con questi 200 euro ci devo comunque pagare le cose mie, quindi il vizio che ho io, tabacco, filtri, cartine, sigarette per l'Aicos, e poi comunque devo pagare qualcosa dentro a sta casa, perché ci vivo, quindi qualcosa per le bollette va via, e in mano non mi rimane un cazzo. In tutto io mi devo prendere la patente, perché ho 24 anni e ancora non ho la patente. Vorrei fare dei corsi, e i corsi costano. È infattibile, è infattibile. Sì, Argo, è un sogno. No, no, Argo, se dico che è un sogno tutta la vita vuol dire che rimarrà un sogno tutta la vita. Quando queste cose me ne sento vuol dire che sarà così. Ci sono stato da poco a Cagliari, sono stato pure allo stadio del Cagliari, non ho mai visto tanta figa per un mezzo quadrato come a Cagliari. Ci sta. Io devo andare a Roma da Cagliari con Alitalia sono 220 euro, minchia. Ciao Vicious, tutto a posto? Te come stai? Tanto YouTube tra poco ti paga. YouTube già mi pagava, però ho dovuto chiudere il tutto perché ho comunque visto che, cioè praticamente sono andato al CAF e il CAF mi ha detto che comunque se voglio riscuotere quella cifra, che stiamo parlando comunque di 140 euro per un anno e mezzo di monetizzazione, mi devo obbligatoriamente aprire la partita IVA, e non mi pare il caso aprire la partita IVA per ritirare soltanto 140 euro. Quindi quei soldi praticamente rimarranno lì a vita, nemmeno li posso toccare, perché sennò poi Equitalia bussa e gliene lo ridà il triplo. Non mi pare il caso. Con la nave però si risparmia molto, non te crede. Non te crede, Simone. Anche con la Tirrenia, qualsiasi traghetto costa tanto. Io ti pago il biglietto aereo. Io non voglio che nessuno mi paghi niente. Io se devo arrivare a Cagliari, se devo venire a Cagliari, me lo devo pagare da me. A meno che non succederà mai, però parliamoci chiaro, io ho aperto anche il canale YouTube per questo, se tipo c'è qualche trasmissione televisiva, che ne so, per Div, o qualche cosa del Cagliari, o magari il Cagliari direttamente, che mi offre un lavoro e mi permetterà di campare con il Cagliari e mi paga il tutto per arrivare in Sardegna, in quel caso sì. Ma fammelo pagare, per esempio, da uno di voi? No, mai nella vita. Mai. Fatti ripestare, non ce l'ho più. Non ce l'ho più purtroppo, l'ho persa 14 anni fa.
Puoi sempre venire qui direttamente bevendo una Red Bull, magari fosse possibile. Se un giorno riuscirai facciamo un mega incontro allo stadio. Non penso che accadrà mai. Ciao Cristian, alla prossima. Guarda, io ho sempre viaggiato in nave e non ho mai pagato tanto la Cagliari a Civitavecchia. Guarda, mo vado a vedere sul sito della Tirrenia, faccio delle date a caso, tipo per novembre, mettiamo caso, no? Allora, da Sardegna, andata, facciamo Civitavecchia-Cagliari, solo andata, anzi andata e ritorno, va. E poi facciamo Cagliari-Civitavecchia. Data del viaggio mettiamo il compleanno mio, l'11 novembre, e ritorno il 16. Buttiamo a caso. Speriamole. Allora facciamo così, io ti pago il biglietto e tu mi fai da guida turistica a Roma. No, non voglio biglietti pagati da nessuno, Vicious, da nessuno di voi. Ma che stai a scherzare? No, no. Numero adulti 1. Ok. Cerca, vediamo. Non ho un veicolo. Avanti. Cerca. Vediamo quanto costa. Standard. Ma perché me lo fa? La tratta Civitavecchia-Cagliari non è disponibile. Perfetto, nemmeno è disponibile. Quindi comunque sono certo che anche con YouTube piano piano continuerai a crescere. Non probabile che accada perché comunque di solito con YouTube si tende sempre a crescere e mai a diminuire, però poco importa, ecco. Voli low cost saranno anche low cost, ma comunque tra albergo, volo, cioè tra soggiorno e volo, è un costo che non mi posso permettere, ma nella maniera più totale. Se la Sardegna non fosse stata un'isola saresti qua, ma non sono cose nemmeno da pensare. La Sardegna è bella, è così proprio perché è un'isola, quindi non pensiamole proprio queste cose. Non le pensiamo proprio. Comunque ragazzi, penso che andrò perché stiamo praticamente a un'ora e 40 di live. Meno male che esiste la televisione. Beh, c'è i suoi pro e i suoi contro. Assolutamente no, Christian. Ci giuro, vi faccio questo spam ad amici che tifano Cagliari, qualcuno te lo porto. Ma non voglio che spammi né niente, io odio lo spam. Odio veramente lo spam, perché se qualcuno si deve iscrivere, eh, se deve iscrivere perché gli piace il mio canale e perché vuole seguirmi, ok? Non voglio qualcuno che è venuto qui perché ha detto oh iscrivete da lui. No, ma tu rifiuti l'opportunità, sì?
Assolutamente sì, perché io in Sardegna ci voglio venì grazie a me, non grazie agli altri, capito? L'unica eccezione che farei, l'ho detto prima, è se qualora mi offrissero tipo un'opportunità di lavoro che mi permetta di lavorare per il Cagliari o con il Cagliari e abbiano anche la possibilità di pagarmi il viaggio. In quel caso sì, ma in questo caso scroccare, usiamo questo termine romano, qualcosa da voi, assolutamente no, ma mai nella vita, mai. Sfrutta le opportunità. No, ma stai a scherzare? Ma assolutamente no, ma assolutamente no. No, io in quel caso, Fabri, oltre a Mario Giordano e Barbara D'Urso, in quel caso intendevo nell'ambiente Cagliari, nel senso che ti permette comunque di vedere il Cagliari, ma allo stesso tempo, per uno come me, allo stesso tempo c'hai il contrasto, nel senso li vedi, ma sai che li puoi vedere soltanto lì e mai dal vivo a vivere veramente l'ambiente. E a rapinare qualche banca ci hai mai pensato? So troppo onesto, mi cagherei sotto. Mi cagherei sotto. Non ti ha mai contattato il Cagliari per le grafiche? No. Consolati che noi sardi non abbiamo i soldi per andarcene. Consolati che io non ho i soldi per venirci. Quindi stiamo nella stessa situazione. Ma Godin ha firmato. Godin sta facendo le visite mediche. Piuttosto muoio piuttosto che cambia squadra. Piuttosto mi taglio le palle. Puoi sempre pagare il viaggio con i soldi del Monopoli. Peccato per quel facsimile che dà un po'. Che forse fa calare un po' tutto. Ma non mi devi ammirare, Simone. Cioè, non mi devi ammirare. Non sto a fa' niente di chissà che. Ma guardati pure Vidolina. Non penso cambi qualcosa guardarsi Vidolina. Penso che forse peggiorerebbe pure la mancanza che ho. Sì, che è scroccare, Vicious. Cioè, per come la vedo io è scroccare. Comunque solo Cagliari è una bella page. Lo devi dire a lui, alla fine è lui che la gestisce, io faccio solo le grafiche. Ti piacerebbe Gervinho al Cagliari come esterno? Non sarebbe male. I soldi te li presta Claman, ora che è infortunato e non si sa che farsene. Magari, perché molti non sono così onesti. Il problema è loro, non il mio. Eh, cioè io so così, nel bene e nel male. Se uno può farti un favore, Miro, perché devi dire di no? Magari a quella persona gli fa piacere portarti in Sardegna di tasca sua, ma non fa piacere a me. Non fa piacere a me. È quello il fatto. In un modo o nell'altro spero che riesca a fare qualcosa in collaborazione col Cagliari e quindi pure tu. Lo spero. Fidati che anche vedere Faragò è figo. Lo diventerebbe, ne sono sicuro. Ma chi è l'admin di Solo Cagliari? Non so se lui voglia essere rivelato, diciamo, se voglia. Comunque non te posso dire il nome, però se lo contatti, se gli mandi un messaggio su Instagram ti risponde lui, perché io non ho le credenziali per entrare con l'account, io faccio solo le grafiche. Sviluppare il canale, parlare anche di altre squadre, insomma allargarsi un po' per aumentare le visualizzazioni. Allora, sinceramente
partendo dal presupposto che a me non interessa aumentare le visualizzazioni, perché sono un numero che lascia il tempo che trova, non è un qualcosa che mi interessa fare. Parlare di altre squadre non ci ho mai pensato, perché lo fanno in tanti, forse lo fanno anche in troppi. Voglio che questo rimanga un canale monotematico, nel senso si parla soltanto di Cagliari, perché io di Cagliari ne posso parlare con criterio, perché comunque è un ambiente che anche stando lontano lo conosco un pochino, e posso parlare con cognizione di causa. Cominciare a sparare sentenze su tutte le altre squadre, farei un qualcosa che già fanno in tutti e non me vorrei omologare al resto, vorrei rimanere Samir, nemmeno Miro, vorrei rimanere Samir. Samir si ama il Cagliari, ama ovviamente anche il calcio, però il Cagliari. Poi ogni tanto tiro fuori qualche altro argomento, però il focus è il Cagliari e quello deve rimanere. Non voglio permettermi di dire A su un'altra squadra perché magari non tifandola e non seguendola sparerei cose a cazzo. E di gente su YouTube che lo fa ce n'è pure troppa. Io la foto con Faragò, pensa, mi accontenterei pure di quella. Sta piovendo da me, beato te Ale, qui ha smesso mo, che palle. Prendila come un regalo, i regali in genere si accettano se non si esagera. Per me si esagera, semplice. Io ho incontrato Ceppitelli e Cerri a Portocervo e io ho incontrato solo Piniglia. Grazie Ale. Mi piacerebbe troppo se in un modo riuscissi a fare nuove serie. Ehm, Sarebbe bello se riuscissi ad avere una telecamera. Magari essendo l'unica opportunità che hai, perché bruciarla? Realizzeresti il tuo sogno, ma non nella maniera in cui dico io, non realizzerei un mio sogno. In quel caso non realizzerei un mio sogno, ma realizzerei un mio bisogno, che è diverso. Un salire in difesa pure non farebbe male. Aumentare le visualizzazioni per fare soldi. Trasformare la passione per il calcio in una sorta di lavoro. Studi, ti prepari e parli d'altro. Per i giovani fare il creator su YouTube è una possibilità. Ho tolto la monetizzazione perché sono andato a parlare con il CAF e per riscuotere comunque quella somma che ho guadagnato fino ad adesso, mi hanno detto che è obbligatorio aprire la partita IVA. Sinceramente a me de sta dietro la partita IVA, de pagà commercialisti o comunque starci appresso io, è una fatica che sinceramente non me va de fa. Poi io sono sempre stato contrario alla monetizzazione. Io non... Chi mi conosce lo sa. Per esempio la mia ragazza, Andrea, anche Wolf perché ne ho parlato pure con lui. Io sono sempre stato contrario perché non mi va di essere pagato per un qualcosa che faccio volentieri, ecco. Stessa cosa, molti mi dicono, ma fatele pagare le grafiche, che cazzo le frega? No, non me la sento di farmi pagare, ecco. Quindi, anche se aumentassi le visualizzazioni, comunque a me economicamente non mi rientrerebbe nulla da YouTube perché non ho la monetizzazione attivata. Infatti credo che sui miei video non ci siano le pubblicità perché appunto non avendo la monetizzazione. Però trasformare comunque la mia passione più che per il calcio, per il Cagliari, in una sorta di lavoro, io nel caso lo vorrei fare con la mia persona e con i video, però non, come posso dire, non andando a parlare di altre squadre. Io voglio parlare del Cagliari. Se qualcuno mi vuole a lavorare magari con lui è perché parlo del Cagliari e solo del Cagliari. Ecco, quello è il mio intento. Magari così mi sarò tagliato le gambe da solo perché il mondo del Cagliari non è relativamente grande come altri mondi. Amen. Però è quello che vorrei qualora accadesse. Despotov è in rosa, ragazzo credo verrà ceduto e vabbè Cherry anch'io lo cederei. A Roma verrà data la sconfitta a tavolino col Verona per aver considerato Diawara under 22. Ma che cazzo stai a dire? Una bellissima esperienza che ho fatto è stata a Seminello con la mia squadra 3 anni fa. Ho giocato contro il Cagliari, c'era Rastello e Murru
Guardando, mi ha salutato Pato e Isla invece no, che figo. Comunque non importa, tu sei uno di noi, sei amato in Sardegna e se vieni tutti ti riconoscerebbero. Ma non credo proprio, Christian, ma penso proprio di no, eh. Tu tendi parecchio a esagerare, non credo proprio. Sono uno di voi, nel senso sono un tifoso del Cagliari come voi, ma per esempio non sono sardo. Non posso nemmeno definirmi sardo. Non lo sarò mai. Ovviamente ho sfidato i giovanissimi dato che avevo 14 anni. Ah, vabbè. Conosci Marco Gabbeccia? No. Difficile crescere parlando solo del Cagliari, lo sai anche tu. Sì, lo so. Potessi averti un altro canale su altri argomenti e lasciarti questo come semplice passione? Mm, possibile, però ci ho pensato più volte di eventualmente creare un secondo canale per parlare di altro, però non l'ho mai aperto perché sono sempre stato dell'idea che ho aperto questo del Cagliari e già quando faccio video penso ma che cazzo li faccio a fare? Perché alla gente che cazzo gliene frega di quello che penso io, capito? Che è un po' impopolare come pensiero per uno che fa video su YouTube, però questa è la mia costante. E già lo applico questo pensiero ai video che faccio sul Cagliari, applicarli anche a argomenti molto molto più vasti mi fa ancora venire meno voglia di aprire un altro canale in cui parlare di altro ed esprimere la mia opinione. Non importa se non sei sardo, anzi ti fa più onore, era per farti capire quello che hai creato. Ma non ho creato nulla, Christian. Questo è un semplice canale in cui si parla di Cagliari. Non romanziamo troppo la cosa, rimaniamo con i piedi per terra. Un canale che parla di Cagliari e che ha 2000 iscritti, nulla di più. È una piccola realtà. Non è... Ha presente che il Sassuolo perdette a tavolino qualche anno fa per un tesseramento irregolare di Ragusa? Mi ricordo una cosa simile. Che ne pensi di Morata alla Juve? Buon per loro, cioè ritorna ad avere una prima punta. Mi crederai o no, ma da piccolo quando ero pulcino ho avuto il piacere di sfidare Bruno Conti Junior. Come coglioni. Un secondo canale tutto calcio e vedi come va? No, non voglio parlare di altre squadre sul Cagliari. Cioè, non voglio parlare di altre squadre che non siano il Cagliari. Perché, ripeto, non vi voglio mettere in bocca cose che non so. Mi potete chiedere delle opinioni, cioè dei pensieri che ho io, però non andare a fare dei video su altre squadre. Ce ne stanno troppo di gente che spara a zero sulle altre squadre senza sapere un cazzo e non me voglio unire. Un conto è quando uno chiede un pensiero a uno che parla principalmente di un'altra squadra. Un conto è quello. Un conto è quando sei tu che vai anche a parlare delle altre squadre. Fai un botto di figure di merda. Io nemmeno so quanti iscritti c'ho, mo stai a di te adesso, Ale. Sicuramente conosco una signora, Ottavia, che recupera i gattini. E che cazzo c'entra, mo Fabri? Non è per cattiveria, però che cazzo c'entra mo la signora che Ottavia recupera i gattini? Comunque ragazzi, mi fumo sta sigaretta e poi vado che sta a dura 2 ore la live. Cristian, non esagera, non sono importante per nessuno, non conto un cazzo. Non conto un cazzo. Non sono importante per nessuno.
Riguardo ai portieri, quindi terremo Cragno, Vicario e Aresti per questa annata? Penso proprio di sì. Penso proprio di sì. Ma questo lo stai dicendo tu. Cosa? Tu sei rosso come l'amore e blu come il mare. Madonna, raga. State leggermente esagerando, però, eh. Ma io non continuo a non capire che c'entra, Fabri. Lei ha detto che ti conosce. Una signora Ottavia. Ma io manco so... Ma chi cazzo c'è mai stato Ottavia? Io ci passo giusto col treno quando vado a casa della ragazza mia. Non me ci sono nemmeno mai fermato a Ottavia. Che non sia importante, ma non è vero. Sì, che non è vero, cioè non me se incula nessuno, dai. Ciao Vicious, alla prossima. Però se parli di tutto, fai come tanti altri canali che non si caga nessuno e muoiono subito. Così facendo non avrà un pubblico enorme, ma è tutta gente fidelizzata. Ma non è tanto la questione di fidelizzazione, è che non mi va de sparare stronzate su argomenti che non conosco. Cioè, nel senso, perché mi devo mettere a parlare di Roma, di Lazio, di Atalanta, di Inter, di Milan, di Juve? Non so un tifoso di quella squadra, che cazzo ne parla a fa? Che senso ha che un tifoso del Cagliari esprima la sua opinione su quelle squadre? Quando non conosce l'ambiente e non conosce nulla. Cioè, è tempo perso, capito? È tempo perso per me che faccio il video e che sparo una marea di stronzate e ancora di più per chi lo guarda. Appena crescerai ancora di numeri, di più, anche se come sappiamo quello conta meno, ma ti si crea un mondo, io ci credo. Io ci spero, ma non mi voglio nemmeno mettere a controllare i numeri perché non me ne frega un cazzo. Cioè, se succede, succede, se non succede, amen, non è che muore qualcuno. Capito quello che voglio dire? Noi crediamo in te, se no non eravamo qui, pensaci bene. Addirittura crede in me, pare chissà che dovete fare. Cosa ne pensi di Gabbo Me nel buon Fabio? Non conosco le persone, preferirei parlare delle persone, non degli youtuber. Ti posso dire che fanno un format che a me non piace. Ciao Gabriele, forse è una zia. Dimmi il nome de... Ah, vabbè, non ho mai detto che non sai. Vabbè. No, Madonna, te sei decisamente troppo esagerato, eh. Il nostro orgoglio, mo. T'allarga, dai. Mo è esagerato, eh. Prossimo sponsor delle maglie Miro. Grazie mille Giacomo, un abbraccio. Ma una sessione di Faragon magari, magari. Non sarebbe male.
Non sarebbe per niente male. Comunque, come diceva Christian, ti seguiamo perché ci piaci. E sono contento che io vi piaccia, però non bisogna nemmeno esagerare, cioè, nel senso, mo dice il nostro orgoglio, tutti li conoscono, un po' esagerato. Paragò ha mercato in Etiopia e non è nemmeno detto. Il video su Nainggolan è stato un esperimento, ho voluto fare un video trash nella mia vita e l'ho deciso di fare con ritorno ai Nainggolan. Tra l'altro lutto che mi è salito anche adesso. In questo momento sei lo youtuber del Cagliari attivo con più iscritti. Sì, ma conta relativamente, perché potrei anche essere con lo youtuber attivo del Cagliari con più iscritti, ma per molti potrei essere comunque una testa di cazzo. Ci sono state molte persone che comunque mi hanno scritto: non vedo l'ora che torna Andrea Mereu perché tu non capisci un cazzo, che dite. Ci sono state, ma è giusto, è legittimo. Non a tutti si può piacere, ovviamente. C'è anche gente, per esempio, che uno sotto il video, non mi ricordo quale, ma ha scritto: vai a lavorare, trovati un lavoro vero, ma ha scritto. Cioè, per dite, capito? Sono te perché le tue live sono a gran richiesta, ma non c'è tutta sta richiesta dietro alle live, non te crede. Principalmente sei tu che me le chiedi, quindi pure io non condivido che Pavoletti è un pippone, ma il mondo è bello perché ognuno ha i suoi pareri, non vado a scrivere sotto cose brutte a gente stupida. Però ci stanno queste persone. Io se fossi il Cagliari prenderei un altro terzino adesso esperienza e far crescere Vin e Zappa. Paragon non è buono come terzino adesso, ma non è buono come giocatore in generale. Te le chiedo anche. Vabbè, siete in due. Tre koale. Non è che c'è tutta sta gente che chiede le live, quindi non è che sono richiestissime. Ripeto, non esageriamo e non romanziamo troppo cose che sono semplicissime. Io metterei Zappa, no, non me l'hanno fatta la domanda, Ale. E tanto Gueric, guarda, stavo andando io, sto chiudendo la live perché comunque so 2 ore, non mi pare manco il caso, dura decisamente troppo. Non lo so, Argo, me lo chiedo anch'io. Comunque ragazzi, vi ringrazio che abbiamo passato queste 2 ore belle belle in compagnia. E niente, vi mando un bacione e noi ci rivedremo sabato con il post partita de Cagliari Lazio. Ciao ragazzi, bacione e sempre Forza Castello. Bella.